nella quale scrivono articoli, nella quale scrivono decine e decine di comunicati stampa per conto dell'amministrazione comunale. Assessore D'Adda, ma come funziona? Lei denuncia Scapagnini e poi sta in silenzio su una vicenda di questo tipo? E la cosa ancora più strana è che, secondo quale principio questi signori utilizzano il portale del comune di Catania? Con quali password e chi gliela date? Come mai li trovo regolarmente seduti negli uffici del comune di Catania utilizzando computer, scrivanie del comune di Catania? Secondo quale contratto? Secondo quale legge? E la cosa ancora più bella è questo, tra questi due signori, questo dottor Lazzaro Manzuso, pensate un po', è colui che secondo l'ordine dei giornalisti dovrebbe controllare e vigilare che tutti i giornalisti si comportano secondo dei principi idonei ad appartenere all'ordine dei giornalisti. È il garante, il presidente dell'organo di garanzia, e lavora abusivamente per un ente. Lavora pagato dalla Secret e scrive articoli per il comune. E questo Iozia scrive articoli per il comune, non si sa secondo quale contratto. E come mai l'ufficio stampa, segretario generale, caro presidente, non firmano gli articoli che vengono mandati? Gli unici articoli che compaiono riportano la dicitura ufficio stampa. Invece nell'ordine dei giornalisti c'è scritto in maniera chiara che tutti i giornalisti devono rispettare i diritti d'autore e quindi far firmare gli articoli con nome e cognome. Come mai l'ufficio stampa questa procedura non la utilizza? E come mai abbiamo un'alta professionalità all'interno del comune di Catania che invece è stato sbattuto in chissà quale ufficio, e ci sono invece degli abusivi che scrivono per conto e nome dell'ufficio stampa del comune di Catania? Assessore D'Adda, lei denunciò Scapagnini, lei denunciò l'amministrazione Scapagnini e sono stati condannati. Mi auguro che lei sappia trarre le giuste e dovute conclusioni insieme al segretario generale su questa vicenda che colpisce il comune di Catania. Vergognosa!